Carissimi amici, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo e naturalmente a tutti coloro che mi seguono con affetto e simpatia sui miei siti. Carissimi amici, in questo video non voglio e non devo parlarvi di pallone, ma non voglio perdere l'occasione, e allora ecco la motivazione di questo video, di farvi a tutti voi i miei più sinceri e affettuosi auguri di buon Natale. Cari amici, oramai sono quasi 2 anni che nasce questo canale Napoli è sempre bella 2. Dopo le disavventure del primo canale Napoli è sempre bella, che fu interrotto dopo aver raggiunto quasi 60.000 iscritti, 2 anni fa, per forza di causa maggiore, cioè costretto da YouTube, ho dovuto ricominciare da capo. Insieme a voi in 2 anni siamo arrivati circa a 7.000 iscritti. Pochi, molto pochi, in confronto ai vecchi 60.000 iscritti. Sinceramente non mi aspettavo che cresceva così lentamente il numero degli iscritti. 7.000 in 2 anni sono veramente abbastanza pochi. Ma poi ci penso, rifletto e vi dico che con sincerità, in confronto al mio primo canale, Napoli è sempre bella, anche se quello aveva circa 60.000 iscritti e ci arrivò molto più facilmente di questo, dicevo sinceramente sono molto più felice e orgoglioso di questo canale. Napoli è sempre bella 2 e vi dico perché. Perché in quel primo canale, anche se c'erano tantissimi iscritti e forse era dovuto proprio a questo, ogni giorno che pubblicavo un video ero costretto a bloccare centinaia di persone perché i loro commenti contro Napoli, come al solito, e contro noi napoletani erano illeggibili, a dir poco beceri e trogloditi. Quindi, non sopportando i commenti di queste persone, ogni giorno dovevo bloccare qualcuno nuovo. E chiaramente, non potendo stare 24 su 24 su YouTube, perché la vita ogni giorno mi porta anche da altre parti, molti la facevano franca e quindi mi dava un enorme fastidio che nel mio canale c'erano tutti questi imbecilli trogloditi e cavernicoli che lasciavano commenti e volgarità nel mio canale. Invece in questo canale, e i fedelissimi se ne sono accorti e come, è molto raro, difficilmente arriva qualche troglodita imbecille che fa dei commenti o volgari oppure razzisti. È vero che molti di questi sono stati bloccati e non possono più commentare, a meno che non aprino un nuovo canale. È vero anche che qui di iscritti, come vi dicevo, ne sono solo 7.000, quindi potenzialmente gli imbecilli che guardano i miei video sono molto di meno. Però sono molto più contento di questo canale perché c'è più qualità e molto meno quantità. Ed io quello che preferisco è sinceramente la qualità delle persone. E voi, cari amici fedelissimi, perché quelli di passaggio passano una volta e non ci sono più, ma i fedelissimi, che sono in numero molto meno dei 7.000 iscritti, siete veramente di qualità. E questa è la prima cosa che vi devo dire per quanto riguarda questo Natale. Perché la qualità delle persone è molto più preziosa della ricchezza materiale. Sicuramente anche voi preferite un povero che abbia degli ottimi sentimenti piuttosto un ricco che sia violento, imbecille e menefreghista. Quindi grazie a voi in questo canale, anche se cresce a fatica,
c'è qualità. E la qualità è chiaro che in questo mondo di bestemmie, di volgarità e di cose futili e senza valori fa molta più fatica ad emergere, perché in questo mondo sono molto più numerosi gli imbecilli, i volgari, che le persone per bene come voi. E allora evviva la qualità della gente, evviva la qualità degli amici, dei fedelissimi di Napoli è sempre bella 2. Orgoglioso della vostra amicizia, del vostro affetto, soprattutto della vostra stima, porgo a voi tutti, insieme alle vostre care famiglie, a tutte le persone che amate e volete bene, i miei più sinceri auguri di buon Natale. Che sia un Natale che possa incominciare una nuova vita per voi, per me e per tutto il mondo. In questi tempi difficili c'è proprio bisogno di un sorriso, di un po' di speranza. Ed io quello che auguro, cari amici, a tutti voi è proprio che nel vostro cuore ci sia sempre la speranza per un domani migliore. Da vostro fratello partenopeo, con tutto il mio cuore, da Gianni Amendola, auguri a tutti di un santo e felice Natale.